Serie B-Win, tutti i colori della passione. Allo Scida la Nocerina cerca i punti per restare in Serie B-Win, il Crotone la salvezza l'ha già ottenuta ma vuole chiudere bene questo campionato. Drago schiera una squadra offensiva con il tridente di Giorgio, Khalil e Ciano. Nella Nocerina, seguita in Calabria da 500 tifosi, torna Rea in difesa. In attacco gioca l'Avirone con Merino, Catania e Castaldo. Farias parte dalla panchina. Dirige questa 40ª giornata di Serie B-Win il signor Nasca della sezione di Bari. Il 7° minuto, attenzione al colpo di testa di Giorgio. Eramo sfiora il pallone ma non riesce nel tapin. 13°, la prima conclusione degli ospiti. Castaldo, la conclusione, la parata facile da parte di Belic. 29°, l'assist di Ciano per Correia, la grande parata di Concetti che chiude i varchi al difensore dei padroni di casa. Ancora Castaldo, il destro, la parata di Belic, riesce a trattenere il pallone in due tempi. Capovolgimento di fronte, il pallone per Ciano, dai 30 metri il sinistro, la parata di Concetti, devia il pallone. Poi attenzione, nel finale di primo tempo, il pallone che sbatte sul braccio di Correia, poi l'Averone calcia, la palla che viene controllata da Belic. Si va nella ripresa. Crotone che fa la partita e continua a collezionare palle gol. La prima è con Florenzi, un rigore in movimento. L'opposizione da parte di Concetti. Poi dalla distanza ci prova Ciano, conclusione da dimenticare per l'attaccante dei padroni di casa. La grande occasione per Castaldo, a tu per tu con Belic, tenta il pallonetto, che erroraccio da parte dell'attaccante ospiti. Poi entra Gabbionetta, semina il panico nella difesa ospite. Attenzione, partita che cambia, Florenzi, il vantaggio da parte del Crotone, il gol di Caetano, l'assist da parte di Florenzi, proprio sotto la traversa e Concetti è battuto. Il Crotone che passa in vantaggio dopo un grande inizio di secondo tempo, passano in vantaggio i calabresi. Poi attenzione, Ciano su punizione, il raddoppio da parte del Crotone, proprio nell'angolo difeso da Concetti. Il Crotone raddoppia con il suo attaccante. Parte in leggero ritardo Concetti, fa il bis Ciano. Siamo in pieno recupero. Attenzione alla conclusione di Di Maio. Belic è sulla traiettoria ma non riesce a trattenere il pallone. 2-1. Ultimi 2 minuti di partita. Le speranze della Nocerina. Qui rivediamo il gol segnato da Di Maio. Siamo in pieno recupero. Gabbionetta, l'uscita non irreprensibile da parte di Concetti. Gabbionetta, il 3-1 del Crotone. Gabbionetta che va a festeggiare addirittura in tribuna. Qui Concetti, grave errore da parte del portiere della Nocerina. Nocerina che ora dovrà vincere contro il Padova per avere ancora qualche speranza di play out. Festeggia invece il Crotone per questa grande vittoria e i giocatori che portano sotto la curva Mister Drago per festeggiare questo successo.